Cari amici, buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto ad Un Sorriso in Più Family. Allora, volevo proporvi un po' di esercizi e se ci avete seguito capite che sono abbastanza facili, però volevo mettere un qualcosina in più, tipo un po' di coordinazione. Perciò faremo lo stessi esercizi, però facendoli in modo di lavorare sulla coordinazione. Sono molto semplice, molto facile e vedrete che è così. Iniziamo. Allora, iniziamo sempre scaldandoci, lavandoci le mani bene bene, ci scaldiamo bene, così scaldiamo tutte le mani, le dita, il polso, i gomiti. Questo lo sapete a memoria, vero? Proprio a memoria. Andiamo su, ci scaldiamo, ci laviamo bene, dobbiamo immaginarci che stiamo lavandoci bene da una parte, dall'altra, massaggiando qua. Sentite che veramente è una sensazione piacevole di caldo, di contatto, di scaldare, di iniziare a fare qualcosa, un qualcosa per il nostro bene. Ok, allora, vi ricordate quell'esercizio di portare sulle braccia? Facciamolo di nuovo, facciamolo 5 volte, Uno, così scaldiamo anche in maniera un pochettino più profonda le nostre spalle. 2, 3, 4 e 5. Adesso viene il bello. Facciamo prima un braccio e poi l'altro. Uno e uno. Attenzione, 2 e 2. Forza, che ce la facciamo. Su, 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 il più che possiamo. 3. Andiamo con l'altro e 3. 4. 4. Come va? Riusciamo fino su, altrimenti fin dove riusciamo e poi andiamo giù, però cercate di arrivare il più alto possibile. 5 e 5. E adesso attenzione, lo facciamo un po' più veloce. Quando uno scende, l'altro sale così. E via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ci fermiamo un momentino. Allora, attenzione, posizioniamo le nostre mani sulle spalle e adesso andiamo su il più che possiamo, fin dove riuscite. Riuscite. 1 e 1, 2 e 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e cambio nello stesso momento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci fermiamo. Ecco, qui si sente veramente il lavoro sulle spalle. Ripeto, ognuno fa quello che può, perché già portare le braccia bene in alto è impegnativo, perciò quello che riuscite, anche se è poco, fate quel poco che riuscite, che comunque si sta lavorando, perché il movimento è vita e comunque stiamo lavorando la coordinazione. Attenzione, perché adesso viene una cosa molto bella in cui dovete stare anche molto attenti. Allora, una va su, poi di fronte, su, su, davanti, davanti, su, su, davanti, davanti, su,
su, davanti, davanti, vediamo se riesco a fare su, davanti, davanti, su, davanti, davanti. Ah, questo è bello, su, davanti, davanti. Non conto perché se no la concentrazione mi va via e faccio qui un qualcosa che non so cosa esce. Su, forza, forza che ce la facciamo, Dai, ancora. Chi appena sta iniziando a coordinarci, non importa, ci vuole il suo tempo, l'importante è fare. Allora, io continuo a farlo intanto che tutti riusciamo a farlo, Dai, è un po' impegnativo, però è bello, dai. Davanti, davanti, su, davanti, davanti, su, forse va un po' veloce. Facciamo davanti, davanti, su, forza, dai che ce la facciamo, davanti, davanti, su, davanti, davanti, su, ancora uno, avanti, avanti, su e stop. Penso che siamo stati tutti bravissimi e riposiamo un momentino. Ho cambiato di sedia per farvi vedere il movimento completo di questo nuovo esercizio che vi propongo. Allora, da questa posizione alziamo il braccio fino qua, così, 1, 2, 3, 4 e 5. Con l'altro 1, 2, 3, 4, 5. Adesso facciamo destra e sinistra, destra e sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra e sinistra. Adesso lo facciamo nello stesso tempo il cambio, perciò quando questo scende, questo sale, uno scende e l'altro sale, così, e su, uno va su e l'altro va giù, uno va su e l'altro va giù. Magari siete seduti in una sedia con le appoggia avambraccio, allora fa niente, lo iniziate un po', diciamo, fuori, però l'importante è farlo, Allora, uno va su e l'altro giù. E via, facciamo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. E riposiamo. Si sente, Si sente un po'. Allora, un altro esercizio molto simpatico e questo è ancora più facile. Pieghiamo solo il gomito. Attenzione, questa parte del nostro braccio è ben in contatto con il nostro corpo, con il tronco, e pieghiamo solamente il gomito senza far così, Siamo ben appoggiati, questo fermo, e pieghiamo solamente il gomito in questo modo. Lo facciamo 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo dall'altra parte. 1, iniziamo sempre giù. 2, 3, 4, 5. Adesso facciamo con la destra 1 e 1, poi 2, 2, 3, 3, 4,
4, 5, 5, siamo pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Adesso per concludere l'esercizio più bello che c'è e che voi già sapete qual è. E qui sì che ci vuole coordinazione, e tanto tanto cuore, tanto amore, perciò apriamo bene le braccia e chiudiamo le braccia in un abbraccio molto forte a noi stessi, così forte, e poi li apriamo di nuovo. Ecco, lo facciamo 5 volte. 1, 2, un bel abbraccio, apriamo, 3, 4, questo è per la mia amica che mi sta filmando, che sta facendo il video, 5, e quest'ultimo per tutti voi, perciò è molto 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 grande e molto molto forte. Ecco, è bello bello forte. Dai, con questo abbraccio vi lascio, vi aspetto la prossima volta. Mi raccomando di fare tutti gli esercizi. Vi mando un bacio, un abbraccio ancora forte. Alla prossima!